Buonasera Marco. Potrei venire domani, sì, certo. Sì, sei in diretta Marco. Grazie, scusi, sono in diretta. Vediamo. Buonasera Marco. Buonasera Marco. Buonasera a tutti, che saluto tra Ecco, l'altro. possiamo chiederle domani dove va di bello? Sì, domani sarò ospite a Che aria tira. Sì. Sento sta T. No, ma no. A volte dai. si sta T però. Ma no. Non so se abbia avuto modo di dire le sue opinioni anche sul Verona, purtroppo. Ma come tu sai, che preoccupa noi tifosi non è tanto aver perso 2-1, che saluto tra l'altro, sì, ma è 2-1. la prestazione che è mancata, come dice spesso Menona a Menono, che saluto tra l'altro. Ma senta, Salutiamo. No, ho avuto modo di dirlo ieri sera, Sì? invitato subito dopo la partita, a Indovina chi viene a cena, Sì. comincia con la To e finisce con ex Moyer, che saluto tra l'altro. Speriamo che questi 15 giorni di pausa, che saluto, anzi meno di 15 giorni di pausa, quindi una meno pausa, che saluto tra l'altro, che battutone che fa. lo dirò a Ballarò quando mi mette su un po' di lenti, che saluto tra l'altro. C'è qualche problema in attacco, che saluto tra l'altro. Guarda, l'ho detto, torna a casa Alessi, se no te sarò fuori da casa. Che saluto. L'ho detto anche ancora prima del ritiro, che saluto tra l'altro. Alla signora in giallo la che ha problemi al fegato. E saluto tra l'altro. Va bene, d'accordo. Chiamatemi domani, che saluto tra l'altro, va bene? Scusa, ma mi chiamano, era la trasmissione. Chi? Ciao Darwin, te vedo bene, te sito smagrà. Il problema in attacco come lo risolverebbe? Allora, la ricetta non ce l'ho. Sì. L'ho detto anche a Biba Palula dei Scalafagi Nelli Glossifissi. Bip a Palula. Ma oltre che a partecipare a tutte queste trasmissioni televisive, so che sei un appassionato anche di film. C'è qualche genere che ti piace? Allora, a me principalmente mi piacciono i film non troppo horror, diciamo un horror soft. Un horror che saluto soft? tra l'altro, sì. Cioè, non cintura nera di horror, ecco. ok. Ma tipo che ne so, socchiudete quella porta, per esempio. Ma ci fai qualche esempio di horror soft? Sì, tipo Profondo Rosa, del grande regista Dario Ferro. Perché è soft anche il regista. Oppure anche un film che è proprio un capostitico del che saluto tra l'altro è Venerdì 12. Venerdì 12. Perché è un po'... anche un po' fantascienza, se vogliamo, insomma, è il tonno. Cioè lo squalo è troppo... Lo squalo è troppo fa troppo paura. Non so se avete visto, ma che saluto tra l'altro, Fenomeni dell'Al di qua. Fenomeni dell'Al di qua, che ma ce ne sono tanti. È un po' più tranquillo. Uno molto, cioè che proprio per gli appassionati, diciamo, del genere è Rumori nella notte di Equide Sora che fraca. Ma cosa sta dicendo? Sicuramente avrete visto Suspiria. Suspiria, bello. Sì, perché le straca. Che saluto. Un altro che vi consiglio è per esempio Insonnia, ma ho tolto mezza pastiglietta de Tavor. Proprio per essere un po' più soft, insomma. Presenze. Presenze, il registro dei profe. Bellissima, fantastico. Saluto tutti e sempre forza Ella. Grazie Marco. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno. Gruppo Kairos.